Salotto. Allora signore e signori, benvenuti al Salotto, facciamo un applauso sporadico, così stereofonico, accogliente, perché stasera ci saranno tre situazioni, tre band che si alterneranno qui sul palco del Salotto. Avremo il piacere di ascoltare la musica dei Quindi, poi ci saranno gli Igloo, poi ci saranno gli Igloo, che ci racconteranno anche di The Basket, e abbiamo finalmente, sono contento, partiamo con una band che però in realtà è un progetto, insomma, di una cantante solista. Io adesso dirò una serie di sciocchezze, non lo so, però insomma abbiamo finalmente una bella signorina che comincia qui al Salotto. Ladies and gentlemen, un applauso per Anna. Oh, Grazie. Anna, benvenuta. Allora, benvenuta, tra l'altro voi so che stasera ci fate come dire, sai che io ci tengo a queste cose qua, ci fate un doppio regalo perché stiamo parlando di inediti nel vostro caso, perché so che è uscito soltanto un singolo, se posso dire così, vero? Giusto, Un singolo che si intitola Dicono esatto. che è un pezzo che avrei voluto fare pure io, però non l'ho mai pubblicato, adesso te lo dico così, però eventualmente. E stasera ci farei sentire anche altre cose, però. Sei Sì. accompagnata da una band con la quale so che state, come dire, masticando una serie di brani nuovi. Quindi, Esatto. stasera noi siamo un po' anche qui, ti facciamo da tester, facciamo da cavi, lo so. Noi ci Esattamente. proviamo. Con cosa cominciamo? Con un pezzo che si intitola Eterno Presente. Eterno presente. Sì. Signore e signori, Anna. Se tornassi indietro lo rifarei da capo, portando con me il peso di averti anche ingannato o di averci pensato in un attimo di eterno in cui io ti ho lasciato e cerco solamente la mia dimensione, un bisogno disperato di sentirmi viva, anche se per un istante via da te, da un presente che non c'è. E facciamo che tu torni, che ti lasci il rossetto sul colletto. E facciamo che io resto, che mi lasci il tuo cuore in un cassetto. E adesso che non ho più niente, sono un eterno presente. Passano il tempo, i giorni, le ore, basta questo mio amore. E mi dici che non sono niente, che valgo il tempo di un istante. E se ti lascio la mia pelle, tu vuoi le stelle, yeah. Quanto avrei voluto che dentro quella stanza ci fosse un'occasione di corpi e di emozione. Ho pensato, è peccato, in un attimo di eterno io ho cominciato a scrivere di te col sangue e con le unghie e queste cicatrici, ha messo le radici in un cuore sbagliato. E quanti per sempre, detti per niente. E facciamo che tu torni, che ti lascio il rossetto sul colletto. E facciamo che io resto, che mi lasci il tuo cuore in un cassetto. E adesso che non ho più niente, solo un eterno presente. Passano il tempo, i giorni, le ore, basta questo mio amore. E mi dici che non sono niente, che valgo il tempo di un istante. E se ti lascio la mia pelle, tu vuoi le stelle, yeah. Come se non fossimo mai esistiti, come se non fossimo mai finiti. E adesso che non ho più niente, sono un eterno presente. Passano il tempo, i giorni, le ore, basta questo mio amore. E mi dici che non sono niente, che valgo il tempo di un istante. E se ti lascio la mia pelle, tu vuoi le stelle,
Grazie. Eterno presente, questo qui è il brano, Anna, il primo brano che ci hai presentato qui questa sera. Sei venuta con la band, io ti chiederei a questo punto se ci puoi presentare la band, che intanto cosa c'è, la chitarra chi abbiamo? Alla chitarra abbiamo Nader. Nader, benvenuto, facciamo un applauso a Nader, Sì, il un nostro applauso. chitarrista. A Nader, Al basso Luca Luca al basso. e alla batteria Patrizio. Oh, benvenuto. Allora, diciamo, questa è la tua band. Com'è nato, diciamo, questo incontro? Andavate insieme, diciamo, da qualche parte a scuola a fare jogging, come si dice? No, è nato inizialmente perché io ho fatto sentire a Luca delle mie canzoni e lui ha pensato appunto di creare un progetto, di creare una situazione e in realtà anche di darmi una mano a dar vita alle mie canzoni. Queste canzoni. Sì. Allora, c'è un posto, una sala prove che è diventato ormai il vostro covo oppure li ospiti tutti in casa tua? Com'è? No, abbiamo una sala prove con anche uno studio, siamo super organizzati. Sì. Organizzatissimi, va bene. Allora, immagino che quindi anche il prossimo brano l'avrete, come dire, elaborato in questo studio, come si intitola? Cerco un posto. Cerco un posto che però un po' ci sarebbe già, no, comunque lo cercavo. Cerco un posto. Sì. Anna. Ho bisogno di un motivo per restare o per andare, per non farti più la guerra, per un pugno o una carezza. Ho bisogno di sapere che domani andiamo al mare, che se capisci cosa intendo, poi noi due si fa l'amore. E cerco ancora un posto dove ritrovi chi è lontano. Ci vado di nascosto, quante parole, poca voce. Non ti aspetterò mai più per colazione, il destino originale delle tue parole. Il treno sta correndo e cerco di fermare le lacrime ridendo, non so dove andare. E lo so bene, sai che tu non ci sarai dentro ad un ricordo, nei sogni che si sognano e che non mi aspetterai più all'angolo di strada. Io ci passo tutti i giorni, poi magari tu ritorni. Dove ritrovi chi è lontano, ci vado di nascosto, quante parole, poca voce. Non ti aspetterò mai più per colazione, il destino originale delle tue parole. Il treno sta correndo e cerco di fermare le lacrime ridendo, non so dove andare. Non ti aspetterò mai più, è un'illusione, il destino originale di ogni mia emozione. In te mi sto perdendo, potessi ritrovare il tuo silenzio altrove, tu non puoi restare. Grazie. Anna, allora abbiamo cercato così di scoprire un po' di
insomma cosa sta succedendo dietro le quinte, quindi perché state preparando questi brani, c'è stato Sì. questo incontro che insomma immagino che abbiate in mente di andare a registrare al più presto da qualche parte, Sì, forse sì. l'avete già fatto, chi lo sa, bisogna poi pubblicare come sono tutte queste fasi. Non diciamo nulla. Non diciamo niente, manteniamo il più stretto riservo e però proseguiamo in realtà a scoprire quello che è il vostro nuovo lavoro. Abbiamo detto c'è soltanto un brano che avete già pubblicato che era Dicono Sì. che è il prossimo brano, no? Quello è l'ultimo, è il prossimo. È il prossimo, non Vedi è che l'ultimo. peccato, è il prossimo brano, Sì. quindi questo diciamo in qualche modo magari Esperienza. si può sentire anche in rete, però al Sì. limite si potrebbe confrontare con la versione che sentiamo stasera, insomma, al di là della mia registrazione, perché sarà una versione immagino un po' diversa da quella. Sì, questa è una versione un pochino più live, però lo spirito del pezzo comunque è stato mantenuto. È sempre quello. Adesso vediamo un Sì. attimo di capire che cosa si dice. Dicono che Anna. Dicono che eravamo anche un bel film, di quelli che danno le peggiori sale, le sere di lunedì. Dicono di me che tra il vino e le poesie, per non pensare, ho sperato di annegare come il mare in un bicchiere, dentro una storia andata male, fatta di vento, rabbia e sale, che ti spacca labbra e cuore. E camminerò ad occhi bassi, portandoti tra i miei passi, perso nel ricordo quel momento, io ti sento ancora dentro, tu che mi inganni e mi disarmi, senza venire a salvarmi, perso nel ricordo quel momento, senza un addio. Non lo senti il dolore tra la cravatta ed il tuo cuore, mentre io lascio cadere lacrime in quel bicchiere, guardo vecchie pellicole, in quei giorni che ti dimentichi di me, io me li sento addosso, indelebili come l'inchiostro, come quel faro in mezzo al mare, se ne sta lì solo a guardare e gira in mezzo al temporale, aspettando ancora il sole. E camminerò ad occhi bassi, portandoti tra i miei passi, perso nel ricordo quel momento, io ti sento ancora dentro, tu che mi inganni e mi disarmi, senza venire a salvarmi, perso nel ricordo quel momento, senza un addio. Camminerò ad occhi bassi, portandoti tra i miei passi, perché ti penso e non ti sento, perché ti porto ancora dentro, tu che mi parli e che mi inganni, senza riuscire a guardarmi, perso nel ricordo quel momento, senza un addio. E camminerò ad occhi bassi, portandoti tra i miei passi, perso nel ricordo quel momento, io ti sento ancora dentro. Grazie. Anna, Anna, questo è un pezzone, proprio una canzone di quelle, come dire, proprio italiane, se mi posso permettere questo aggettivo, in senso, come dire,
virtuoso. Quindi diciamo si sentono tante influenze, chissà cosa verrà fuori. Giustamente voi non volete dire niente perché bisogna creare un po' di come dire, suspense anche in questi casi e anche un po' di scaramanzia, immagino, perché purtroppo sappiamo benissimo che sono dinamiche così molto labili, quelle relative almeno alla discografia, mettiamo la discografia. Esatto. Allora adesso ci salutate con un brano che immagino che in qualche modo per voi sia particolarmente significativo, perché se uno se lo mette a fine scaletta e non è ancora diciamo editato, io immagino. È così, mi sbaglio, Sì, sono stato un po'... in realtà questo rabdomante. pezzo è quello che forse abbiamo veramente più fatto insieme, proprio tutti insieme, ciascuno ha contribuito, io vabbè, ho scritto il brano, il testo, la melodia, però c'è stato proprio anche proprio un lavoro anche da parte loro molto, molto faticoso per mettere in piedi il pezzo e quindi A 8 mani qua posso dire, adesso sì, sembra un sacco, gioco di sì, parole, un un sacco. pezzo 8 mano quasi, un Sì. pezzo 8 mano, ho fatto 8 mani che tutti qua, siete in 4, ho fatto 4 più 2, questa cioccolata. Comunque Sì. vabbè, adesso a parte questa mia matematica spicciola, questo brano poi come lei si chiama? Si intitola Zucchero. Zucchero, signori e signora, Anna e la sua band. Sento il tempo scorrere sotto i piedi senza poter mettere in pausa i miei desideri. Sento il tempo scorrere anche sulla pelle. È una lacrima che scivola, porta via le cose belle. Mentre chiedo al soffitto la nostra occasione, qualcuno alla televisione parla di cambio di stagione. Volevo diventare la tua ragazza ideale, di quel che sanno cosa fare, non confondono lo zucchero col sale, ma non ho niente di speciale. Spero che possa bastare, ho un cuore pieno di parole, qualche dubbio esistenziale. Sento il tempo sciogliere le mie debolezze, ognuna lascia la sua traccia, proprio qui su questa faccia. Quasi non mi riconosco e non capisco fino in fondo il posto che mi ha dato il mondo. Non me lo ero mica scelto e che ha sbagliato a testa o croce, ma poi tutto si riduce sottovoce. Volevo diventare la tua ragazza ideale, di quel che sanno cosa fare, non confondono lo zucchero col sale, ma non ho niente di speciale. Spero che possa bastare, ho un cuore pieno di parole, qualche dubbio esistenziale. Ti chiedo scusa per tutti i giorni che sono senza luce e io non ti lascio in pace. Se resterai con me sarà soltanto per le scelte sbagliate. Volevo diventare la tua ragazza ideale, di quel che sanno cosa fare, non confondono. Volevo diventare la tua ragazza ideale, di quel che sanno cosa fare, non confondono lo zucchero col sale, ma non ho niente di speciale. Spero che possa bastare, ho un cuore pieno di parole, qualche dubbio esistenziale. Grazie. Anna e la sua band, grazie mille, Grazie un a grosso voi. in bocca al lupo per quello che state combinando. Adesso noi facciamo un breve cambio palco, ci sarà anche diciamo, un momento snack per quanto ci riguarda e tra pochissimo saliranno sul palco i Quindi, a fra poco.